Lo stato di salute dei vini DOC del Friuli Venezia Giulia dopo il Vinitaly 2026. Le crisi internazionali aperte, con la guerra in Ucraina e lo stop del commercio verso la Russia. La guerra in corso in Iran, con i forti rincari delle materie prime e prodotti per la viticoltura. Gli alti e bassi trampiani con i dazi imposti dal capo della Casa Bianca, che rendono instabile una situazione di sé poco stabile, con gli imprenditori agricoli fermi in mezzo al guado in attesa di passare prima dell'arrivo della montana, che potrebbe far danni incalcolabili. Da quanto emerge dalla Kermesse Scaligera, secondo Franco Clementin, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani, per i nostri prodotti si inizia a intravedere, seppur lontana, quella luce in fondo al tunnel tanto attesa. Piccolo ma importante segnale di speranza. Anche quest'anno si è visto un po' di freno, un po' di difficoltà, e questo è dovuto un po' alla situazione internazionale. Molti curiosi, nel senso di appassionati, i famosi wine lovers, e meno i proprio interessati, e soprattutto gli stranieri. È una cosa molto attendista come Vinitaly. Ovviamente poi bisogna lavorare, bisogna capitalizzare quello che si è incontrato, quello che si è detto, bisogna riprendere in mano, perché il lavoro del Vinitaly non è fare la fiera, sedersi e far assaggiare. Bisogna riprendere in mano tutto, bisogna studiare, progettare, farsi conoscere di più. È un lavoro che dura anche tutto l'anno.